È tempo di saldi, è tempo d'acquisti a buon prezzo. Scopriamo insieme la gente cosa sta comprando, quanto sta spendendo, ma soprattutto se ha trovato convenienza. Ha acquistato qualcosa per i saldi? Sì, Quanto ha speso? no, pochino, per le nipotine, sui 25 euro. Ha trovato convenienza? Sì, Mia moglie ha preso qualcosina e speriamo di spendere poco più che altro. Cosa ha comprato? Un reggiseno, Quanto ha speso? 12,90. Ha trovato convenienza, ha raffrontato i prezzi rispetto a prima ad oggi che sono iniziati i saldi? Sì, diciamo di sì. Si risparmia. E ho comprato qualcosina, Quanto ha speso? Cosa ha comprato? ma ho speso all'incirca 30 euro, Ha trovato convenienza? 50%. Prima si comprava più facilmente perché i soldi c'erano di più e si avevano e si comprava facilmente. Adesso con i soldi che si hanno si cerca di comprare il minimo indispensabile. Che cosa ha comprato? Qualcosina così, un maglioncino. Quanto ha speso e ha trovato convenienza? Sui 30 euro, sì, certo, c'era il 50%. Aveva raffrontato il prezzo di prima rispetto a quello di oggi che è in saldo? No, onestamente no. Suppongo che siano saldi veri. Ha comprato qualcosa con i saldi? Finora niente, sto vedendo, ma penso comunque spenderò qualcosa. Si è fatto un'idea, si è fatto un giro, sta trovando convenienza? Sì, finora i prezzi sono convenienti anche perché gli sconti sono abbastanza importanti. Penso con un budget abbastanza contenuto comprerò qualcosa comunque. Ci sono gli sconti e allora ne approfittiamo. Quanto ha speso? 21 euro forse. Ha trovato convenienza? Non lo so, questa è mia moglie perché è stata lei a pensarci, però credo di sì, c'è il 50%. Sta facendo acquisti per i saldi? Poco, Cosa sta comprando? cose per i bambini? Quanto ha speso? Ha trovato convenienza? Sì, Rispetto a qualche anno fa, adesso si aspettano maggiormente saldi per comprare anche il necessario oppure no? certo, con la crisi che c'è. Ho comprato qualcosa, più che altro se ne occupa mia moglie, io porto solo il carrello. Sì, comunque la convenienza c'è, sì. Aveva valutato i prezzi prima e adesso ha trovato un riscontro di convenienza? Sempre mia moglie, credo di sì. Si fida ciecamente dunque di sua moglie? Sì, l'ho sposata, quindi. Sentiamo adesso i commercianti e vediamo se stanno avendo un riscontro positivo nelle vendite, proprio adesso che sono iniziati i saldi. L'affluenza diciamo che è stata positiva perché abbiamo avuto un maggior numero di clienti anche rispetto all'anno scorso. Siamo riusciti già a capire la differenza ed è in positivo. Stiamo offrendo alle persone la notte bianca che diciamo è per dare un motivo in più alle famiglie di venire insieme ad acquistare.